Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Andrea Collu e benvenuti al Palacus di Saduchessa in Cagliari. Le immagini di Alberto Tosini vi mostrano gli istanti che precedono l'inizio di Cus Cagliari Virtus e Irene Ragusa, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A2 Girone B. Padroni di casa che arrivano alla loro seconda partita casalinga ancora prive di due pedine importanti come Reggiani e Granzotto, ma vogliose di riscattare la sconfitta di Matelica. E le motivazioni non mancheranno sicuramente alle ragazze di coach Sciascia, dato che l'avversario odierno è un'altra squadra blasonata di qualità, costruita per lottare ai vertici della classifica. Virtus Irene che a sua volta viene da una partita persa in casa contro Bolzano e cerca a Cagliari i punti per riprendere immediatamente la propria marcia. Tutto pronto per l'ingresso in campo dei quintetti. Ricordiamo che la squadra arbitrale di oggi sarà composta da Marcello Manco e Emanuele Bombace, entrambi di Napoli. Diamo una veloce lettura dei due roster a disposizione dei due allenatori, cominciando dalle ospiti. Ragusa con la numero 3 Elena Mallo, numero 4 Chiara Consolini, numero 5 Elena Marras, numero 6 Ginevra Cedolini, numero 8 Federica Mazza, numero 10 Beatrice Stroscio, numero 11 Ilaria Moriconi, 18 Gabriele Narviciute, 31 Melen Olodo, 34 Josephine Di Fine, 35 Marica Labanca, 38 Precious Johnson. Tanto attendiamo per la lettura del roster del Cus Cagliari, perché prima della palla a 2 verrà osservato un minuto di silenzio disposto dalla FIP in memoria di Raffaele Marianella. L'applauso del pubblico del Palacus per commemorare l'autista di 65 anni morto in seguito all'agguato ai danni del pullman che riportava a casa i tifosi di Pistoia dopo la trasferta di Rieti. Vediamo quali sono le giocatrici a disposizione di Federico Sciascia. Dicevamo assenti Erika Reggiani, che sarà comunque in panchina per fare il numero, e Granzotto. Saranno a disposizione Kinga Piendel, Giorgia Bovenzi, Alessia Poddighe, Eugenia Caldaro, Tea Peric, Chiara Lai, Delia Gagliano, Eleonora Cassai, Virginia Salvemme, Giulietta Spiga e Giorgia Corso. Intanto il primo possesso della partita se lo aggiudica la Virtus Irene, che dunque porta il primo attacco con Consolini alla sua prima presenza quest'anno con Ragusa. Qui intanto arriva subito il primo canestro di Precious Johnson. Ora il Cus in avanti con Kinga Piendel che scarica su Salvemme. Gagliano tenta la penetrazione, Bovenzi, arriva il primo fallo della partita, lo commette proprio Precious Johnson. Salvemme all'indietro per Piendel. Bovenzi, difesa aggressiva quella di Ragusa. Bovenzi mantiene comunque il possesso, poi però riesce a recuperare la squadra di Buzzanca e allora ancora avanti le neroverdi con Consolini per Johnson, poi Stroscio, l'appoggio per Moriconi, l'aggressione del Cus Cagliari, palla per la banca, poi il tentativo da 3 di Johnson, palla sul ferro, poi sul tabellone, non va a segno l'attacco di Ragusa, allora porta tutti gli effettivi nella metà campo avversaria il Cus Cagliari. Piendel tenta la tripla e insacca dall'arco i primi 3 punti per Kinga Piendel. Il palleggio di Moriconi.
Stroscio. Ancora la numero 10, prova la penetrazione, poi l'appoggio al tabellone, non va a buon fine. Il rimbalzo però è di Marica Labanca, che insacca per il controsorpasso di Ragusa. Piondel. Il palleggio di Bovenzi si mette in proprio, poi arriva un tocco da parte di una giocatrice di Ragusa. Il possesso resta a Cagliari con 12 secondi a disposizione. Rimessa di Piondel per Bovenzi, trova centralmente Salvemme, la finta, poi la penetrazione, si appoggia al tabellone, non trova fortuna la 22 del Cus Cagliari. Allora ancora Moriconi subito ad accelerare l'attacco di Ragusa. Giocata centrale per Precious Johnson, che commette fallo in attacco. Subito pronti via, 2 falli per il centro di Ragusa. E allora, gioco che riprenderà con la rimessa per il Cus Cagliari. Il palleggio di Piondel, qui si addormenta un po', arriva la palla rubata di Consolini. La banca, l'appoggio per Stroscio. Il raddoppio di marcatura, poi libera Consolini dall'arco e mette la sua prima tripla. Ha referto anche la Virtus Eirene, che si porta dunque sul 7-3. Salvemme per Gagliano, ancora la 22, si libera uno spazio centrale per Tea Peric, poi il rimbalzo di Gagliano, ancora un errore sotto canestro e poi alla fine il rimbalzo se lo prende Ragusa. Rimbalzi che saranno un fattore decisivo naturalmente in questo match, con Cagliari che ha un deficit per quanto riguarda quelli offensivi. Intanto arriva anche un altro canestro di Consolini per il 9-3 parziale. Palleggio di Piondel, prova a penetrare, subisce fallo e segna. Allora potenziale gioco da 3 punti per il Cus Cagliari, che non ci sta e reagisce subito. Tanto arriva il primo cambio, fuori Johnson, dentro Narviciute. Piondel sbaglia con il tiro corto dalla linea della carità e allora nuova chance in attacco per la Virtus Eirene con il palleggio di Moriconi. Esce dai blocchi Consolini, la finta dell'esperta giocatrice di Ragusa, poi la penetrazione tentata da Stroscio, palla non comodissima per Narviciute, che poi viene aggredita dal raddoppio di marcatura del Cus Cagliari, che è regolare, e allora il possesso torna alla squadra di Federico Sciascia. Il palleggio di Bovenzi, la lascia lì per Kinga Piondel, poi Gagliano, ancora Bovenzi con la penetrazione, c'è un varco e se lo prende la 5 del Cus Cagliari, che si porta a -2. Moriconi elude la guardia di Gagliano, poi giro palla rapidissimo per la Virtus Eirene, la penetrazione di Narviciute, c'è il fallo, stavolta lo subisce la giocatrice lituana e andrà in lunetta per 2 tiri liberi. A vuoto il primo tentativo del pivot classe 90. Non fallisce alla seconda opportunità e allora va sul +3 la Virtus Eirene.
Il palleggio di Salvem, esce dai blocchi Bovenzi, il grandissimo crossover, poi si appoggia al tabellone, palla che termina fuori, ma il rimbalzo offensivo se lo prende il Cus Cagliari. Tentativo ancora dall'arco per Kinga Piendel che fallisce, ma ancora secondo rimbalzo consecutivo in avanti per Cagliari. Ancora l'azione personale di Bovenzi che prova ancora ad affidarsi al tabellone ma fallisce. Attenzione adesso per l'opportunità per Consolini che sbaglia nonostante non ci fosse alcun disturbo su di lei. Ora la transizione del Cus Cagliari e mette 2 punti Virginia Salvem per il -1 del Cus. Palleggio di Moriconi, trova Narviciute che poi scarica per la tripla di Stroscio che riporta a distanza di sicurezza la Virtus Eirene. Piendel prova a sfruttare il blocco di Gagliano, poi lo scarico per Salvem, arriva il tocco di Stroscio ma Salvem tiene il possesso, poi Peric. Grande intensità in questo inizio di gara. La giravolta di Salvem che poi tenta il tiro proprio sulla sirena, non tocca nemmeno il ferro. E allora si riprenderà con la palla in mano alla Virtus Eirene. Moriconi. Consolini, la penetrazione, poi il tiro in sospensione chirurgica. Consolini per il +6 di Ragusa. Bovenzi. Il blocco di Peric che poi si libera, prova invece la tripla Kinga Piendel. È la seconda bomba della sua partita che riporta Cagliari a -3. Qui Stroscio per Consolini, ancora lo scarico per il tentativo della 10, poi rimbalzo offensivo per la banca che però fallisce clamorosamente. E allora si resta sul 12-15 con palla in mano al Cus. Il palleggio di Gagliano sul pitturato, poi lo scarico ancora per Salvem, può tentare la tripla e la mette Virginia Salvem. I 3 punti del pari per Cus Cagliari. Attenzione qui alla banca sola nell'area dei 3 secondi, arriva il fallo di Delia Gagliano. Allora, prima gita in lunetta anche per Marica Labanca. Piccola incertezza in fase di caricamento del tiro. Fallisce il primo tentativo, la 35 di Ragusa. Secondo libero a segno e allora nuovamente a +1 Ragusa, mentre esce Consolini che dicevamo oggi ha bagnato il suo esordio con la Virtus Eirene. Consolini, entra invece la numero 6 Cedolini. Palleggio di Salvem, poi lo scarico per Kinga Piendel, ancora il tentativo da 3 è corto. La banca fa sua la sfera e guida subito il controattacco della Virtus Eirene proprio con la non entrata a Cedolini. Poi Narviciute, lo scarico per Stroscio, la penetrazione, palla dentro ancora per Narviciute, subito aggredita, scarico per Moriconi, tenta da 3. Moriconi per il +4 della Virtus Eirene. Piendel. Bovenzi, la penetrazione, poi scarico ancora per Virginia Salvem. Anche per lei diventano 2 le bombe realizzate e allora il Cus Cagliari si riporta a -1. Dall'altra parte Moriconi sbaglia il passaggio, interviene Gagliano che la dà subito a Kinga Piendel che si affida al tabellone e porta per la prima volta avanti il Cus Cagliari.
e arriva anche il primo time out chiamato dalla panchina di Ragusa. Noi andiamo qualche secondo in pausa. Tutto pronto per la ripresa del gioco, intanto vediamo che si prepara un cambio anche per il Cus Cagliari, fuori Virginia Salvemme, dentro Eleonora Cassai con la numero 17. Palleggio di Mazza per Ragusa, scambio con Narviciute, difesa aggressiva del Cus Cagliari. Una delle chiavi naturalmente per limitare il grande potenziale di Ragusa. Qui costretta a forzare una tripla la squadra di Buzzanca, poi a rimbalzo c'è il punto di Mazza per il nuovo sorpasso delle siciliane. Cassai prova a uscire dai blocchi Bovenzi, che subisce il fallo proprio della numero 8. Intanto entra anche la capitana del Cus Cagliari, Eugenia Caldaro, al posto di Gagliano. Diventano 4 i falli di squadra in questo primo quarto per la Virtus Eirene. Intanto Peric, la marcatura di Labanca. Cassai è un po' isolata, cerca una soluzione nel pitturato per Peric, arriva però la deviazione di Stroscio e allora palla in mano a Cagliari, che avrà solo 4 secondi per andare al tiro. Servirà una soluzione rapida, cercata Piendel, che va subito a tirare da 3, in and out, non le va bene stavolta. Il rimbalzo è di Ragusa, che ora guida l'attacco con Cedolini. Trovata nell'area la Banca, che però non ha un buon controllo, allora il contrattacco di Cagliari con Eleonora Cassai. Bovenzi, il blocco di Peric, che poi la chiama dentro l'area. Lo scarico invece è per Caldaro, che però commette infrazione di passi e allora vanifica questo attacco per il Cus Cagliari a 17 secondi dal termine del primo quarto, segnato da un sostanziale equilibrio. Ragusa che ha tentato una mini fuga, ma c'è stata la grande reazione del Cus Cagliari. Qui intanto la palla complicata per Stroscio, che con un mezzo miracolo la tira in campo, ma serve Bovenzi. L'ultimo tiro se lo prende proprio la numero 5 del Cus Cagliari, non arriva nemmeno a toccare il ferro e su questa azione si chiude il primo quarto, punteggio di 20-21. Primo quarto caratterizzato anche
dai 2 falli in partenza di Precious Johnson, che potrebbero diventare un fattore non indifferente. Stiamo parlando di una giocatrice con un'ottima percentuale da 2, 73% in questo inizio di stagione, buona anche in lunetta e a rimbalzo, con una media di 17,7 totali, e ovviamente con 2 falli sul groppone fin dall'inizio. Andrà gestita la numero 38 della Virtus Eirene. Cagliari già in campo. Rientra in campo anche Ragusa. Tanto vediamo in campo anche la numero 31, Melen Olodo. Tante opzioni a disposizione di coach Marabuzanca. Intanto si ricomincia con il palleggio di Mazza. Consolini prova la penetrazione centrale, si oppone Bovenzi, allora lo scarico per Narviciute. Ottimo movimento sul piede perno e canestro del +3 per la Virtus Eirene. Dall'altra parte Cassai. Caldaro ancora per la 17, il palleggio, le finte, poi il tiro corto di Cassai, a rimbalzo però indecise le giocatrici di Ragusa. Ci ha provato Caldaro e poi il possesso rimane a Cagliari. Non è riuscita Consolini a tenere la palla in campo. La rimessa per Bovenzi. Caldaro la lascia lì per Kinga Piendel. Il tentativo da 3 lungo, poi a rimbalzo ancora la numero 3 e qui arriva un fallo proprio ai danni di Kinga Piendel e allora possesso che rimane al Cagliari. Bovenzi, il blocco di Peric che poi si fa vedere dentro il pitturato, riceve la marcatura di Olodo, poi il reverse tentato da Peric, non va a segno e allora attenzione al contrattacco di Ragusa, palla dentro per la banca, va al tiro e sbaglia, rimbalzo di Tea Peric. Piendel, l'appoggio per Cassai, dall'altra parte Bovenzi. Il blocco di Caldaro, il palleggio di Bovenzi per Tea Peric che ci tenta dal perimetro, tiro corto e rimbalzo di Narviciute. Grandissimo ritmo anche in questo inizio di secondo quarto. Narviciute, palla fortissima dentro per Consolini che non può governarla e allora possesso regalato al Cagliari. Tanto rientra Precious Johnson e arriva anche il time out chiamato da Federico Sciascia.
Tanto segnaliamo, per quanto riguarda il primo quarto, i 10 punti messi a referto da Kinga Piendel, con 4 su 7 dal campo e 2 su 5 dal perimetro. Sui punti sono un po' mancati nella trasferta di Matelica. Oggi è lei a guidare le sue in questo inizio di gara. Eccola qui con il palleggio, poi Gagliano. Ancora Piendel, la finta, prova a penetrare, poi desiste, si ferma, la giravolta, il tiro ancora sul ferro. Il rimbalzo è di Ragusa, che ora palleggia con Mazza. Johnson dentro per Cedolini, la penetrazione, arriva il fallo di Eleonora Cassai e naturalmente qui c'è un mismatch non indifferente. Pronta a rientrare intanto Virginia Salvemme al posto proprio di Cassai. Si riprende con la palla in mano a Ragusa. Olodo per Cedolini. Trova un varco centrale per il tentativo di Mazza, che però non va a bersaglio. Allora il palleggio di Bovenzi. Salvemme si prende il fondo, poi lo scarico per Caldaro. La difesa pressante di Mazza. Caldaro va ad appoggiarsi al tabellone. Anche stavolta non trova fortuna la numero 8 di Cagliari. Allora dall'altra parte Consolini, l'arresto, il tiro e arrivano altri 2 punti per Consolini, che porta Ragusa a più 5. Attenzione alla penetrazione di Kinga Piendel, si appoggia al tabellone. Non trova fortuna nemmeno lei. A rimbalzo riconquista la sfera Ragusa, poi qui arriva il fallo di Salvemme ai danni di Consolini. Cagliari che non ha ancora trovato la via del canestro in questo secondo quarto. Intanto vediamo il palleggio di Moriconi, la penetrazione, poi lo scarico per Olodo, la finta, va al tiro, segna, subisce fallo e va in lunetta per il tiro libero supplementare. Melen Olodo. Con la possibilità di portare Ragusa a più 8. Fallisce il tiro libero Olodo, a rimbalzo conquista palla il Cus Cagliari, che ora attacca con Salvemme. Bovenzi, difesa asfissiante su di lei e d'altronde è una delle osservate speciali per Ragusa. Bovenzi, che con Tea Peric in questo inizio di stagione è stata una delle più efficaci a livello di realizzazione. Scarico ancora per la numero 5, riesce ad andare via Moriconi, poi va al tiro, subisce anche il fallo e si presenterà dalla linea della Carità per un potenziale gioco da 3 punti.
Ha un po' faticato in questo inizio, ma se riuscisse a entrare in partita rappresenterebbe davvero un fattore per il Cuscagliari. Intanto fallisce il tiro libero Giorgia Bovenzi, il rimbalzo se lo prende Olodo. Moriconi trova dentro l'area Johnson che va a segnare, anche in questa occasione arriva il fallo e allora Precious Johnson dalla lunetta. Mentre arriva un'altra sostituzione per Cagliari, rientra Peric, fuori Eugenia Caldaro. Non fallisce Johnson dalla lunetta e allora +8 per la Virtus Eirene. Qui l'azione personale di Salvemme, poi arriva la stoppata irregolare di Cedolini e allora gita in lunetta anche per la 22 del Cuscagliari. Fallisce il primo tentativo Virginia Salvemme. Dentro il secondo è -7 per il Cuscagliari. Che in questo secondo quarto ha abbassato notevolmente le sue medie realizzative. Il tiro in sospensione intanto di Consolini che porta la Virtus Eirene a +9. Dall'altra parte Salvemme, centralmente per Gagliano che segna indisturbata. Cedolini. Lo scambio Consolini, poi Johnson dentro per Olodo. Grande circolazione di palla per la Virtus Eirene che ora va a +10. Piendel. Bovenzi ancora aggredita da Moriconi che non le lascia respiro. Salvemme finta, poi penetra e trova un grande punto la 22 del Cuscagliari. Consolini. Moriconi per Olodo. La parabola al centro per Johnson, arriva il tocco di Tea Peric. Intanto dobbiamo fare una correzione perché i punti di Ragusa sono 34 e non 35 come aveva inizialmente segnalato il tabellone. Dunque siciliane sul +7. Consolini subito dentro, troppo forte l'appoggio a tabellone, poi il rimbalzo di Precious Johnson che realizza i 2 punti del +9. Salvemme per Bovenzi dall'altra parte, il palleggio di Bovenzi, la penetrazione ancora va a scontrarsi su un muro nero-verde, trova però il fallo e allora andrà in lunetta Giorgia Bovenzi. A segno il primo libero della numero 5 del Cuscagliari. Inizio di gara difficile per lei. Mette a segno anche il secondo. E allora nuovamente 7 le distanze tra le due squadre. Il palleggio di Stroscio, poi lo scarico per Moriconi che prova il tiro dal perimetro, è corto, si infrange sul ferro, a rimbalzo c'è Giorgia Bovenzi che ora guida l'attacco del Cus. Piendel per Salvemme, l'arresto, poi Gagliano, ancora Salvemme, tenta da 3, arriva la stoppata
poi Peric ancora per Salvemme, un po' di confusione. Ora la penetrazione di Kinga Piendel con il lay-up che non trova la via del canestro, un po' sfortunata qui la numero 3 del CUS Cagliari. Poi dall'altra parte arriva il fallo di Tea Peric ai danni di Stroscio. Che dunque avrà la doppia opportunità dalla lunetta. A segno il primo libero di Beatrice Stroscio. Dentro anche il secondo. E allora nuovamente ospiti a +9 con 3:25 da giocare prima della pausa lunga. Povenzi la lascia lì per Piendel. Ora Salvemme prova ancora a uscire dai blocchi la guardia di Aprilia, prova a sfruttare il blocco di Tea Peric, poi va a cercare Delia Gagliano che tenta da 3, trova solo il ferro, a rimbalzo Narviciute. Poi qui l'errore di Consolini che non riesce a gestire il suggerimento di Moriconi, e possesso regalato al CUS Cagliari, che prova a riavvicinarsi in questo finale di secondo quarto. Secondo quarto complicato per la squadra di Federico Sciascia. Il palleggio di Salvemme per Bovenzi. Piendel. Dall'altra parte Salvemme. Si fa vedere al centro Peric. Il palleggio ancora di Gagliano. La lascia lì per la 22. Piendel. 5 secondi, Gagliano, l'attacco di Gagliano che poi va a subire fallo a 1 secondo dalla sirena. A disposizione della numero 15 di Cagliari 2 tiri liberi, perché nel frattempo ha esaurito il bonus la squadra di Buzzanca, così come il CUS del resto. Fallisce il primo tentativo dalla lunetta Delia Gagliano. A segno il secondo e allora -8 con palle in mano a Ragusa. Il palleggio di Mazza. Consolini sfrutta il blocco di Johnson, poi dentro la stoppata su Stroscio da parte di Delia Gagliano. Palla che però è uscita e allora possesso ancora per le neroverdi. Tanto corretto il cronometro. Gioco che può riprendere con la palla in mano a Beatrice Stroscio. Palleggio del pitturato per la Banca che poi va col gancio, trova solo il ferro e allora CUS che può riportarsi in zona d'attacco con Bovenzi per Gagliano. Piendel che ha avuto decisamente meno chance di andare al tiro in questo secondo quarto. Ci prova ora dal perimetro Bovenzi, mette la sua prima tripla della gara e porta il CUS Cagliari a -5. Narviciute dall'altra parte prova da 3, Mazza che risponde subito con una grandissima bomba. Salvemme. Piendel. Non c'è grande movimento, allora si affida a Gagliano, poi Salvemme
Prova la penetrazione, ancora Salvemme, va al tiro, non trova la via del canestro. Allora la transizione di Ragusa con Stroscio stoppata da Gagliano. Gioco interrotto e arriva anche un time out quando manca 1 minuto e 15 secondi alla termine del secondo quarto, con la Virtus Irene Ragusa a 41, Cuscagliari a 33. Squadre di nuovo in campo, abbiamo visto un time out piuttosto energico a livello dialettico da parte di Mara Buzzanca, che evidentemente non è totalmente soddisfatta di alcune scelte delle sue ragazze. Intanto però il possesso sarà proprio della Virtus Irene. La rimessa di Stroscio, il tocco di Bovenzi, aggressiva su Mazza. Resta lì la squadra siciliana che cerca di capitalizzare al massimo questi ultimi scorci di primo tempo. Prova a girarsi Mari Calabanca, trova l'opposizione di Gagliano e il recupero del Cuscagliari. Bovenzi. Piendel, lo scarico per Gagliano, poi Salvemme, ancora per Piendel, tentativo ancora da 3 punti che trova solo il ferro, medie decisamente calate in questo secondo quarto per Kinga Piendel. Intanto arriva il fallo di Salvemme su Stroscio, che dunque può presentarsi dalla lunetta per tentare il più 10. Corto il primo libero di Beatrice Stroscio, classe 2001 di Patti, una delle diverse giocatrici siciliane della squadra di Ragusa. Assegno il secondo e allora va a più 9 la Virtus Irene. Altro time out. ...47 secondi alla sirena, palla in mano al Cuscagliari, che deve cercare di assottigliare il divario. Il palleggio di Bovenzi, prova ad andare via a Mazza, poi l'appoggio per Gagliano, si fa vedere Peric, il tiro di Tea Peric che ritrova la via del canestro dopo una pausa lunga
e porta le sue a -7. Qui la penetrazione di Fine, la banca libera dal perimetro Stroscio che fallisce il tentativo da 3, il rimbalzo è di Cagliari, Bovenzi a guidare la transizione, qui può gestire fino all'ultimo secondo di questo primo tempo, tentativo da 3 che si infrange sul ferro per Giorgia Bovenzi e allora il punteggio resta 35 Cus Cagliari, 42 Virtus Eirene Ragusa. Si va a riposo sul +7 per le siciliane. Noi ora diamo la linea alla regia e ci ritroviamo qui per il secondo tempo di Cus Cagliari Virtus Eirene Ragusa. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. In Italia, oggi più che mai, qualità e versatilità del servizio di distribuzione sono di primaria importanza quanto la scelta delle materie prime. Grazie all'esperienza più che decennale dei suoi soci fondatori, Winet SRL è in grado di orientarti e supportarti nella consegna dei tuoi prodotti in tutto il mondo, offrendoti un servizio affidabile e professionale. La piattaforma MyWinet ti permetterà di scegliere tra i migliori corrieri esistenti sul mercato, mostrandoti in tempo reale le loro quotazioni comprensive del costo carburante aggiornato ed eventuali supplementi per aree remote o località disagiate. Evidenzierà eventuali mancanze nei dati inseriti dai tuoi clienti nell'indirizzo di destinazione, come l'assenza del numero civico o del CAP. Ti permetterà di monitorare tutte le tue spedizioni avendo ben visibili data di consegna e nome di chi ha ritirato la merce, tutto in un'unica e intuitiva dashboard. Potrai scaricare e gestire in modo automatico i diversi ordini collegando i tuoi e-commerce o marketplace, Amazon, eBay, Etsy, PrestaShop, Shopify, WooCommerce e ti basterà un semplice click per elaborare contemporaneamente sino a 1000 spedizioni in 60 secondi.
Oltre 1500 clienti usufruiscono già dei nostri servizi. Tutte le nostre concessionarie aderiscono alla community Sardex Pay. Se anche tu ne fai parte, potrai pagare con la moneta complementare di riferimento del circuito Sardex. Winnet, la soluzione completa per la gestione dei tuoi ordini e delle tue spedizioni. Fai la scelta giusta. Scegli Winnet. Cos'altro? Bentornati al Palacus di Saduchessa di Cagliari, tutto pronto per la ripresa del match tra CUS Cagliari e Virtus Eirene Ragusa. Primo tempo che si è chiuso sul 42-35 per le ospiti. Cagliari che è riuscita
diciamo, competere con Ragusa sul piano dei rimbalzi. I dati dicono di 23 rimbalzi totali per le siciliane, 17 per il CUS. Erano numeri decisamente più squilibrati, prendendo in considerazione le medie delle prime 3 giornate, dove invece ha migliorato decisamente le proprie medie realizzative Ragusa, e nel tiro da 3, dove a dispetto di una media iniziale di queste prime 3 giornate del 21%, oggi ha tirato con il 50%. Dunque questo è sicuramente un fattore che ha inciso sul risultato dei primi 2 quarti. Intanto è tutto pronto per l'inizio del terzo quarto. CUS Cagliari già in campo con il quintetto composto da Bovenzi, Salvemme, Gagliano, Peric e Pieundel. Per la Virtus Irene vediamo Moriconi, Stroscio, Johnson, Labanca e Consolini. Possesso per il CUS Cagliari, che guida il primo attacco di questo terzo quarto con Kinga Pieundel. C'è un tocco di Consolini sul passaggio per Salvemme, che giunge comunque a destinazione. Peric, la finta, il palleggio, arresto, tiro di Peric che mette a segno i primi 2 punti di questo terzo quarto, portando a -5 il CUS Cagliari. Ora Moriconi dall'altra parte, Consolini si ferma, poi cede ancora alla 11. Consolini trova dentro la banca, poi sotto canestro Precious Johnson porta le sue a 44. Salvemme, Pieundel, il palleggio, poi la penetrazione con fallo però in attacco della guardia polacca, e allora possesso Ragusa, che si è riportata sul +7. Il palleggio di Moriconi, la banca, Stroscio per Consolini, il movimento di Moriconi a liberarsi, va sotto canestro, poi scarica per Johnson, Stroscio ancora all'indietro, una giocata difficile da comprendere in questo caso, ha sollevato una parabola, palla che rimane a Ragusa con soli 3 secondi a disposizione per concludere. Moriconi deve andare al tiro, lo scarico, intanto arriva il suono della sirena. Qui Moriconi forse non si è avveduta del poco tempo a disposizione, pochissimo tempo a disposizione. Bovenzi intanto a cercare Pieundel subito da 3, Pieundel trova il ferro, rimbalzo di Moriconi che guida il nuovo attacco per la Virtus Irene. Fallo in attacco segnalato dall'arbitro Manco. Possesso nuovamente per le padrone di casa. Salvemme, Peric ancora per la 22, si libera nel pitturato Peric, va al tiro, subisce il fallo e andrà in lunetta la pivot bosniaca di Cagliari. Una nuova chance per riportare le sue a -5. A segno il primo per Tea Peric.
Dentro anche il secondo libero di Tea Peric. E allora ancora a -5 il Cuscagliari con palla in mano a Ragusa. Consolini. Ancora la 4 con il palleggio. Poi lo scarico per Stroscio. Giro palla rapidissimo. Il palleggio ora di Moriconi. Ancora laterale per Consolini. Va al tiro. Il rimbalzo di Johnson. Ancora errore. Ancora la 38 a rimbalzo. Nuovamente imprecisa sotto canestro. Allora fallisce 3 tentativi Ragusa. E ora Bovenzi a guidare l'attacco di Cagliari. Pieundel. Gagliano dentro per Peric, lo scarico per Salvemme. Poi Bovenzi penetra, non c'è fallo e va a canestro con l'aiuto del tabellone Giorgia Bovenzi. Cagliari a -3. Johnson riceve, si gira, PJ Johnson, grandissima giocata della giocatrice svedese. Bovenzi. Si libera Peric, Bovenzi sceglie Salvemme, eccola Peric, lo scarico ancora per Bovenzi. Si libera Gagliano, centro area, Salvemme, un tiro, un secondo alla scadenza del cronometro. Qui palla che scivola dalle mani di Johnson, poi riesce comunque a servire Stroscio che va a realizzare i punti del nuovo +7 per Ragusa. Pieundel. Salvemme. Ristabilite le distanze di inizio quarto per Ragusa. Qui la finta di Peric, si gira e trova il ferro. Rimbalzo difensivo per Ragusa che ora è già dall'altra parte con la banca. Consolini. Il tentativo di Consolini è lungo, batte sul ferro, a rimbalzo c'è Bovenzi che ora guida l'attacco del Cuscagliari. Esce dai blocchi Pieundel, poi Salvemme. Il palleggio della 22. Gagliano, tentativo da 3 corto per Delia Gagliano, a rimbalzo la palla è conquistata da Johnson, poi Stroscio per la banca, si appoggia al tabellone e trova il +9 per la Virtus Irene. Parziale importante per le siciliane, con il Cus che era arrivato ad assottigliare il distacco a soli 3 punti. Tanto lascia il campo Stroscio, entra Cedolini. Rimessa di Salvemme per Bovenzi, poi Kinga Pieundel. Dentro per Salvemme, la finta, penetra Salvemme. Tiro sbagliato dalla 22 di Cagliari, il rimbalzo è di Mari Calabanca. Poi Moriconi prova ad accelerare. Lo scarico, Salvemme stessa va a recuperare, parte la transizione di Cagliari con Pieundel, si appoggia al tabellone e segna Kinga Pieundel. Ora palleggio di Moriconi per Narviciute, ancora la 11 per Consolini, difende a zona Cagliari. Consolini, spazio per andare al tiro, è lungo, a rimbalzo c'è Delia Gagliano che deve lottare, poi Cedolini con caparbietà recupera. Ora Consolini, palla dentro per Narviciute che forse ha pestato la linea di fondo. Questa è la ragione delle proteste di Federico Sciascia. Possesso che dovrebbe essere ancora di Ragusa. Intanto arriva un cambio per le siciliane, fuori la banca, dentro Melen Olodo.
Pronta la rimessa Cedolini. Mazza. Subito Olodo, spalla al canestro, si gira, sbaglia la conclusione, poi il rimbalzo di Cedolini. Palla dentro per Narviciute, ruba palla il Cuscagliari. E ora il palleggio di Giorgia Bovenzi. Piendel riceve da Salvemme che poi si butta dentro. Ancora Piendel, dentro per Peric, scarico per Gagliano, sotto canestro, Delia Gagliano. Riporta a -5 il Cuscagliari. Siamo già dall'altra parte però con Consolini. Il palleggio, poi giro palla che porta alla conclusione laterale di Cedolini. A rimbalzo Gagliano è la più brava di tutte. Allora ancora possesso per il Cuscagliari. Piendel aggredita da Consolini. Per 2 volte riesce a mantenere il possesso il Cus. Ora Bovenzi. La penetrazione, poi il tentativo dal perimetro, trova il ferro, a rimbalzo arriva il fallo ai danni di Tea Peric, secondo la squadra arbitrale. E dunque possesso che resta alle padrone di casa. Intanto chiama time out la panchina di Ragusa. Squadre nuovamente in campo a 3:10 dalla sirena del terzo quarto. Prove tecniche di fuga per Ragusa, che però poi ha subito un parziale di 4-0 dal Cuscagliari, che è tornato sotto. Ora palla in mano per Salvemme. Bovenzi prova a giocare in pick and roll con Peric. Lo scarico invece è per Kinga Piendel. Può andare centralmente col gancio Piendel, non è fortunata. Il rimbalzo è di Cedolini e allora Ragusa può riportarsi in avanti. Duello fisico tra Gagliano e Narviciute. Dall'altra parte Stroscio con lo scarico proprio per la lituana, che tenta il tiro in sospensione e realizza, riportando a +7 la Virtus Eirene. Salvemme si fa vedere Piendel con il taglio, poi si appoggia al tabellone. Palla riconquistata dalla Virtus Eirene, che prova a partire in velocità con il palleggio di Mazza, poi si ferma. Si è rischiarata la difesa di Cagliari. Attenzione al gioco a 2 tra Narviciute e Cedolini. Fallisce il tiro la numero 6 di Ragusa. Palla riconquistata dal Cuscagliari. Bovenzi. Salvemme va a portare un blocco Peric. Ora Bovenzi parte con il palleggio, la numero 5. Arriva il tocco di Mazza. Possesso che resta al Cuscagliari. Arriva un altro time out. (1:50 alla fine del terzo quarto).
Gioco che riprenderà con palla in mano al CUS Cagliari. Rimessa per Piendel che va subito al tiro, non trova però l'anello, allora a rimbalzo riconquista la sfera la squadra ospite. Cedolini, il raddoppio su di lei, energico da parte di Bovenzi e Peric, ora però si libera spazio per il tentativo da 3 di Mazza che porta le sue a più 10. Rimette le distanze di sicurezza la Virtus Eirene. Tanto dall'altra parte il palleggio di Salvemme, l'arresto della 22, poi lo scarico per Gagliano, prova ad andare via Olodo, poi dentro per Peric, l'ultimo tocco è di una giocatrice di Ragusa. E allora palla ancora in mano a Cagliari con 5 secondi per andare al tiro. Pronta a rimettere in gioco Piendel per Bovenzi. Palleggio della 5, la penetrazione e realizza proprio sulla sirena Giorgia Bovenzi. Palleggio di Mazza, esce dai blocchi Stroscio, ancora la numero 8, dall'altra parte si libera Cedolini, finta poi la penetrazione fino in fondo al rimbalzo, si lotta, la riconquista Piendel, guida ora la transizione Bovenzi, arriva Cedolini, Bovenzi resiste, poi va ad attaccare il ferro, arriva il fallo su Giorgia Bovenzi. Cagliari che non muore mai nonostante Ragusa cerchi in continuazione la fuga. Pronta in lunetta Giorgia Bovenzi. Tanto rientra in campo Moriconi per Ragusa. Fuori Mazza che aveva momentaneamente portato le sue sul più 10. A segno la prima di Bovenzi dalla lunetta. Secondo tentativo sputato fuori dal ferro, poi la lotta sotto canestro per il possesso. Arriva il fischio, palla che sarà a disposizione di Ragusa a 29 secondi dal termine. Palleggio di Moriconi, poi Cedolini ancora per la 11, si fa vedere Stroscio, si libera lateralmente Moriconi, il palleggio sul fondo, poi dall'altra parte Cedolini da 3, fallisce a rimbalzo, brava Olodò, poi ancora Stroscio, maglie serrate, prova il tiro Narviciute, cortissimo, non riesce poi a tenere la palla in campo Cedolini. Allora distacco che resta di 7 punti con l'ultimo possesso per Cagliari con soli 4 secondi per andare al tiro. Ci prova da 3 Piendel, tiro alto e finisce qui il terzo quarto sul punteggio di 48-55. Cagliari che comunque resta lì.
Pausa terminata tra il terzo e quarto quarto. Squadre già all'interno del rettangolo di gioco per il quarto e ultimo periodo di gara. Partita ancora apertissima con Ragusa avanti di 7, ma un Cus Cagliari che non demorde. Peric, poi lo scarico di Bovenzi per Gagliano, ancora la bosniaca. Lo scarico per Delia Gagliano, parte con il palleggio, il duello fisico con Olodè che vince Olodo. Poi dall'altra parte Consolini, dentro per Narviciute che con l'aiuto del ferro va a realizzare. Torna a +9 la Virtus Eirene. Salvemme. Gagliano. Aggredisce il portatore di palla la Virtus Eirene. Qui arriva il fallo di Olodo su Bovenzi. Si tratta del primo fallo di questo quarto. Intanto Sciascia dà respiro a Delia Gagliano. Al suo posto entra Caldaro. La rimessa per Salvemme, ora Piendel. Palla rischiosa per Bovenzi che riesce comunque a conservare il possesso, subisce anche il fallo. È il secondo in rapida successione di Ragusa dopo un solo minuto di gioco. Salvemme riceve da Bovenzi, dall'altra parte Piendel, ancora la 5. Molto dinamica come al solito, qui però perde palla il Cus Cagliari, riparte Moriconi. Qui attenzione al palleggio rischioso della 11. Dall'altra parte il tentativo di furto di Salvemme su Stroscio. Arriva la chiamata arbitrale. C'è fallo sulla numero 31 di Ragusa. E allora possesso ancora per le neroverdi. Qui ha alzato la pressione il Cus Cagliari difensivamente. Intanto rientra in campo anche Precious Johnson al posto di Olodo. La rimessa in gioco di Stroscio per Moriconi che guida il palleggio. La chiama subito al centro dell'area Precious Johnson. Qui il passaggio è lungo da parte di Narviciute. Possesso regalato al Cus Cagliari. Piendel. Cagliari che ovviamente dovrà decisamente migliorare le sue percentuali a tiro per tornare in partita. Piendel ci tenta da 3. Kinga Piendel sul ferro. A rimbalzo Moriconi. Guida subito la ripartenza, Consolini dentro, poi Salvemme con un miracolo riesce a tenere la palla in campo. Poi arriva il fallo di Narviciute su Tea Peric. Terzo fallo di squadra per Ragusa con 8 minuti e 6 secondi da giocare in questo quarto periodo. E ora naturalmente dovrà prestare maggiore attenzione la squadra di Buzzanca a questo dettaglio. Peric. Per Bovenzi. La finta poi cercata ancora la bosniaca. Nel pitturato si libera al tiro, trova ancora solo il ferro. Riparte Narviciute per Ragusa. Fino in fondo Narviciute con il lay-up. Palla che danza sul ferro ma poi esce fuori e allora ancora una chance per Cagliari con Bovenzi. Salvemme. Piendel con il palleggio, prova a sfruttare il blocco di Peric che poi riceve lo scarico ancora per Bovenzi, tenta da 3, Bovenzi, ferro, poi rimbalzo Peric. Altro extra possesso per Cagliari. Piendel. Centralmente ancora per Peric, si gira, tiro e ancora rispedito al mittente dal ferro. Dall'altra parte Consolini, difesa arcigna di Bovenzi, non c'è fallo.
qui si lotta, alla fine arriva la segnalazione arbitrale, palla contesa e possesso per le siciliane. Qui intanto si attende lo spazzolone perché c'è da asciugare quella zona di campo. Punteggio fermo da qualche minuto sul 57-48 per Ragusa. Gioco che riprende con Stroscio. Consolini ha un po' di spazio, si prende il tiro, Consolini insacca, va a più 11 la Virtus Eirene, prova a piazzare l'affondo decisivo anche se manca ancora un'eternità. Qui il passaggio di Salvemme smorzato, recupera comunque Peric, ancora Salvemme, trova le manone di Precious Johnson, poi arriva il fallo di Tea Peric su Moriconi. Pronta a rientrare Marica Labanca al posto di Consolini, che ha risvegliato il tabellino dopo una lunga pausa. Il palleggio ancora di Moriconi. Labanca, anzi è Narviciute la giocatrice uscita. Consolini ancora in campo. Palleggio di Stroscio, riesce a salvare questo possesso, poi Consolini dall'arco trova il ferro, poi Stroscio non riesce a tenere la palla in campo, pesta la linea laterale, allora possesso per Cagliari. Che ora ovviamente deve ricominciare a fare punti se vuole tenere vivo il match fino all'ultimo. Rimessa di Bovenzi per Pieundel, parte la guardia polacca, duello con Consolini, poi scarico per Bovenzi, Caldaro per Salvemme, serie di blocchi, riceve poi Pieundel, uscita per Salvemme, palla filtrante imprecisa per Peric, ruba palla Johnson, poi Labanca, Cedolini per Consolini. Ora Moriconi, aggredita da Peric, palla che esce, l'ultimo tocco è della bosniaca. Allora possesso che resta alla Virtus Eirene con 12 secondi sul cronometro. Moriconi dentro per Johnson, palla troppo lunga, Johnson non la può controllare e allora possesso sprecato per Ragusa. Bovenzi, Cagliari che non segna da tempo immemore. Salvemme, c'è l'uscita dai blocchi di Bovenzi, il palleggio della 5, la penetrazione, poi lo scarico per Caldaro che fallisce un tiro relativamente facile, poi con precaria coordinazione Bovenzi va a franare su Johnson, commette fallo. E allora possesso per la Virtus Eirene. Fuori intanto Moriconi, dentro Mazza, numero 8 che va subito a guidare l'attacco
di Ragusa. L'uscita di Consolini, centrale per la banca, cerca Johnson, ruba palla Kinga Piundel, poi Salvemme, smorzato il suo retropassaggio per Bovenzi che centra una grandissima bomba, prova a tenere vivo il Cus Cagliari. -8, 4:26 sul cronometro. Cedolini, Mazza, lato opposto per Consolini, si libera al tiro Consolini, chirurgica la numero 4 di Ragusa. Dall'altra parte Piundel, 10 punti da recuperare per il Cus Cagliari. Qui ottima penetrazione di Giorgia Bovenzi, ci prova lei a tenere in vita il Cus. Consolini la chiama nel pitturato Johnson che difende il possesso, poi palla rubata da Cagliari, attenzione, 3 contro 1, Bovenzi per Salvemme, il parziale di Cagliari che costringe al time out coach Buzzanca. Cagliari nuovamente cerca di rientrare in partita. .41 da giocare, punteggio di 61-55 per Ragusa, che ancora una volta ha avuto la chance di fuggire ma poi ha un po' rallentato. Cagliari nel frattempo è tornata a far punti e allora siamo a -6 e qui arriva l'errore in impostazione da parte di Ragusa che di fatto regala il possesso al Cus Cagliari. Galvanizzata la squadra di Federico Sciascia, ora prova a riavvicinare ulteriormente le siciliane, va al tiro Piundel, poi a rimbalzo la lotta vinta dalle giocatrici in maglia nero-verde. Possesso preziosissimo questo per Ragusa. Consolini dall'altra parte per il palleggio di Mari Calabanca, da terra ci prova, poi la palla rubata, alla fine sfera che esce dal campo, possesso ancora per Ragusa e ora ovviamente quella palla inizia a pesare davvero tantissimo. Cus Cagliari chiamato a dare il tutto per tutto in questo finale di gara. Ragusa che dovrà dimostrare di essere quella grande squadra che tutti considerano una delle favorite per il salto di categoria. A prescindere comunque da come andrà a finire, merito al Cus Cagliari che nonostante la panchina corta, 2 assenze importanti, è riuscita a tenere in vita questo match fino a 3 minuti dal termine. Qui il tentativo di Narviciute, si infrange sul ferro, riconquista la sfera il Cus Cagliari che ora può guidare l'attacco con Bovenzi. La lascia lì per Salvemme, poi Piundel. Caldaro, ancora Kinga Piundel, il palleggio, poi Bovenzi. Prova dal perimetro Giorgia Bovenzi, trova solo il ferro, rimbalzo di La Banca. Ora Mazza con calma, prova a lavorare anche con il cronometro. Consolini, 1 contro 1 con Piundel, poi sfrutta il blocco di Narviciute,
Passaggio di ritorno intercettato da Caldaro, palla lunga per Peric, troppo lunga però, non può arrivarci la pivot bosniaca e qui spreca una grandissima chance il Cus Cagliari. La rimessa per Stroscio, Mazza, Consolini, il blocco di Narviciute, Consolini si prende il tiro, è corto a rimbalzo, è piazzata bene Tea Peric, ora Salvemme, 1,59, il palleggio della 22 del Cus Cagliari, prova ad andare via Stroscio, poi perde palla, l'ultimo tocco è della 10 in maglia nero-verde e allora possesso che resta al Cus Cagliari con 13 secondi sul cronometro. Fase cruciale di gara. La rimessa per Bovenzi, Pieundel mette giù ancora per Salvemme, il palleggio, il blocco di Caldaro, poi riceve la numero 8, dentro per Tea Peric, arriva la deviazione di Narviciute, provvidenziale a riconquistare il possesso per Ragusa. Mazza sfrutta il blocco di Marica Labanca, poi Consolini, la finta, penetrazione ancora, Labanca mette 2 punti di importanza vitale per Ragusa, che torna dunque a più 8. Salvemme, blocco di Peric, lo scarico per Bovenzi, cerca la tripla, Bovenzi, non muore mai il Cus Cagliari, la tripla di Giorgia Bovenzi, 1,08, punteggio di 58-63. Consolini, la penetrazione, il tocco, poi il tiro corto di Marica Labanca, a rimbalzo c'è Salvemme. Questo sì è un possesso fondamentale per il Cus Cagliari. Bovenzi per Salvemme, la finta, poi prova ad aggredire il canestro, non riesce a realizzare la 22. Attenzione perché è finita a terra Tea Peric. Si rialza la numero 13 del Cus Cagliari, non dovrebbe essere nulla di grave. E intanto coach Sciascia chiama il time out a 39 secondi dalla sirena, punteggio di 58-63. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Qui la rimessa è per la Virtus Irene. Che può provare a chiudere i giochi. Il palleggio di Mazza. La difesa aggressiva di Cagliari. Qui va vicinissima a rubare palla Bovenzi. Poi il palleggio di Mazza sotto canestro per Marica Labanca con l'aiuto del Ferro, trova 2 punti. Ora deve accelerare il Cus Cagliari perché manca pochissimo. Lo scarico per Kinga Pieundel, prova da 3, Pieundel, arriva il fallo e allora la polacca andrà in lunetta per 3 tiri liberi. 14 secondi sul cronometro, ovviamente ammesso che Pieundel riesca a realizzare
al 100% in questa gita in lunetta, poi Cagliari dovrà andare subito a commettere fallo. Naturalmente situazione complicatissima. Sbaglia la prima Kinga Piendel, poi il gesto di disappunto e probabilmente qui vanno a morire le ultime striminzite chance di rimonta per il Cus Cagliari. Dentro il secondo tiro libero, errore al terzo, poi rimbalzo di Narviciute, palla per Stroscio, palleggio di Mazza, non va al tiro la squadra siciliana, finisce qui, il punteggio è di 65-59, gli applausi comunque del pubblico del Palacus di Sa Duchessa per una squadra che non ha mai smesso di lottare e di crederci. Alla fine però Ragusa riesce a conquistare il successo in terra sarda. E allora sulle immagini dei saluti finali tra le due squadre noi vi ringraziamo. Da Andrea Collu un caro saluto e alla prossima.